Un saluto a tutti, benvenuti nei nostri studi, prendiamo la linea in diretta, sono le 12:04, quindi in anticipo rispetto all'inizio consueto del nostro telegiornale delle 13, proprio per aggiornare dell'evoluzione della situazione meteorologica in queste ore. Come noto, dalla mezzanotte di ieri sera nella zona del Levante è scattato l'allerta arancione, già nel corso della mattinata si sono registrati forti temporali, soprattutto nello Spezzino, che è al momento la zona maggiormente colpita dal nubifragio che si è abbattuto appunto su quella porzione di territorio nella mattinata, ma da qualche minuto è iniziato a piovere anche su Chiavari. Stiamo vedendo proprio alcune immagini in diretta, in questo momento è in corso appunto questo temporale. Allora vediamo subito di dare un aggiornamento insieme a Daniele Laiosa, previsore del centro Navimeteo. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Dicevamo, questa perturbazione insomma sta entrando nel vivo, si sta spostando lentamente verso anche la nostra porzione di territorio. Esatto, questo lo si può vedere dagli strumenti come il radar e le fulminazioni che ben mostrano l'evoluzione a ponente del nucleo, che stamattina ha soprattutto insistito sulle Cinque Terre e sulla Val di Vara. Al momento le precipitazioni che contiene all'interno questa struttura temporalesca hanno perso un po' di intensità, quindi non abbiamo i ratei così elevati che hanno interessato la zona per esempio di Monterosso o di Brugnato, quindi ratei nell'ordine adesso di 20-30 mm all'ora, ma si tratta per il momento di rovesci moderati. Ecco sì, facevi riferimento alla zona di Brugnato, Levanto, Monterosso. Queste sono state un po' le località più colpite da questi temporali nelle prime ore della mattinata. Sì, esatto, confermo. Fortunatamente, a differenza del settore centrale della Liguria, del Tigullio, le zone interne, questa zona fino adesso non aveva ricevuto grossi accumuli di pioggia, quindi il terreno diciamo, si trovò in condizioni migliori dal punto di vista della strutturazione e ha accettato piuttosto bene questo quantitativo elevato di precipitazioni. Solamente sul finale i fiumi insomma, di grossa portata chiaramente si sono ingrossati, quindi comunque la situazione idrologica adesso è diventata ovviamente più negativa su quelle zone, ma il nucleo nel frattempo si è spostato più sulle nostre zone del Tigullio e su Genova, e questo è stato un bene perché non avrebbero comunque potuto ancora reggere molto i rivi e i torrenti più grossi di quella zona. Ecco, quindi questo nucleo si sta spostando verso ponente. Quale sarà il movimento che effettuerà nelle prossime ore? Allora, rispetto a quella che era l'evoluzione prospettata dai modelli, ma chiaramente adesso solo il monitoraggio in tempo reale, il cosiddetto nowcasting, riesce a darci poi un'indicazione ora dopo ora. Sembrerebbe questa struttura poi interessare nel pomeriggio con maggiore intensità più il settore poi centro-occidentale, quindi tra la provincia di Genova e di Savona. Quindi sembrerebbe il Tigullio adesso entrare nel vivo in quest'ora e anche nelle prossime 2 o 3 ore, però poi le ultime elaborazioni, le ultimissime proprio a nostra disposizione, danno un'estensione della fenomenologia ancora più a ponente, ma senza però grossi blocchi, diciamo, grosse situazioni di stazionarietà da parte di questi nuclei piovosi, come è stato nella mattinata appunto sulla zona delle Cinque Terre. Naturalmente però è necessario fare questa verifica, ripeto, con le strumentazioni più di monitoraggio ormai che quelle offerte dai modelli di previsione. Ecco. Ecco, come dicevamo, la situazione da monitorare è quella del mare adesso. È prevista questa forte mareggiata nelle prossime ore? Sì, è confermata la libecciata, quindi un forte flusso da sud-est continuerà a sferzare la costa centro-orientale nel pomeriggio, quindi attenzione proprio ai colpi di vento, in quanto le raffiche raggiungeranno valori di burrasca, quindi comunque superiori agli 80
e in qualche caso anche 100 km/h nelle zone di picco. E quindi il mare inizialmente che si creerà non sarà un mare da libeccio, ma un mare di scirocco, e quindi le zone più penalizzate saranno le baie aperte chiaramente a sud-est. Dal pomeriggio sera la rotazione a sud-ovest ci sarà sul Mar Ligure, quindi poi la libecciata entrerà nel vivo, un flusso da sud-sud-ovest e poi da sud-ovest, direi in serata, dall'ora di cena in poi fino alla mezzanotte. E in questo caso dal punto di vista del vento saranno le zone del centro levante più aperte a sud-ovest a ricevere le raffiche maggiori, ma soprattutto come colpo di mare il picco d'onda anche superiore ai 6-7 metri da modello avverrà tra tarda serata a cavallo della mezzanotte nelle prime ore, poi su martedì. Anche qui il valore esatto del picco massimo dell'onda non è così facile da apprezzare, proprio perché questo vento viene calcolato anche in base all'instabilità ai modelli, quindi i modelli fanno fatica a determinarlo. Ci sarà un'importante mareggiata, ecco, questo lo possiamo confermare. Poi se il picco è 6 metri o 8 metri, questo è molto difficile da stabilire. Grazie per questo aggiornamento, torneremo a disturbarti nel corso di questa giornata proprio per vedere come evolve la situazione meteorologica. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie a Daniele Laiosa, e ora rimaniamo in qualche modo in tema su questa ultima parte dell'intervista in cui ci siamo concentrati sulla situazione del mare, perché da poco in Comune a Sestri Levante si è concluso proprio il COC, la riunione di questo organismo che si costituisce per monitorare gli allerta in corso di svolgimento, e vediamo collegato da Sestri Levante Maurizio Garreffa, che ha seguito per noi i lavori di questo comitato. Vediamo che cosa è emerso, quali sono le preoccupazioni. Maurizio. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Abbiamo scelto di aprire il collegamento proprio qui all'interno del Palazzo Comunale, nella sala del Consiglio. Abbiamo aperto le finestre anche per mostrarvi la situazione del maltempo, che è cambiata rispetto all'ultimo collegamento di metà mattina. La pioggia è arrivata forte anche qui nella zona di Sesti Levante della Val Petronio. Vedete attraverso le immagini di Cristian Vogni appunto l'intensità anche dell'acqua che sta colpendo questa zona di Sesti Levante. Si sta alzando anche un po' il livello qui nella piazza davanti al comune. Per quanto riguarda il COC, che si è concluso da poco, in realtà attualmente non ci sono segnalazioni importanti o gravi per quanto riguarda il maltempo che sta lambendo questa zona del territorio. Ne parleremo più tardi con il sindaco di Sesti Levante, perché forse attualmente ciò che preoccupa di più è la mareggiata e anche la situazione relativa al Petronio. Ma abbiamo qui i sindaci Colorado di Castiglione Chiavarese e Stagnaro di Casarza Ligure. Il COC infatti era intercomunale, c'era anche il sindaco Magro di Moneglia che però è dovuto tornare. Sindaci che naturalmente hanno fretta di tornare a verificare, a monitorare la situazione nel loro comune. Intanto chiedo subito, allora, per Castiglione Chiavarese la situazione com'è? Che problematiche avete avuto finora? Guardi, ieri abbiamo avuto delle problematiche su una stazione Enel che dalla notte si è potuta ripristinare solo un tardo pomeriggio di ieri, e poi abbiamo avuto problemi sulla 523 sulle tombinature. È una pianta diversa nella località Casali. Tutto il resto stamattina abbiamo già monitorato tutto il territorio, per adesso era tutto sotto controllo, le scuole sono chiuse, e quindi credo che questo abbia portato anche un sollievo di più, visto che è il peggioramento che ci sta attraversando adesso in questo periodo. Adesso avete sentito in comune, comunque la situazione è tranquilla per il momento? Sì, io ho chiamato proprio poco fa, finito il COI, aggiornando che questa sera alle 5:30 ci si vediamo di nuovo se ci sono anomalie, quindi ha fatto un giro di telefonate dove la cosa è sotto controllo. Bene, grazie Sindaco, naturalmente buon lavoro. Sentiamo anche Casarza Ligure, perché problemi di corrente ci sono stati anche da voi, com'è andata? Sì, abbiamo avuto un problema grosso che è durato più di 24 ore, era interessata la frazione di San Lazzaro e Novano, circa 90 famiglie. Oggi io tramite gli uffici ho chiesto a Enel di conoscere i motivi per i quali hanno messo così tanto tempo, pur prendendo in considerazione il fatto che c'era il temporale, ma è inaccettabile perché c'erano persone anziane, persone che avevano bisogno, proprio anche persone collegate con ossigeno. Ho dovuto chiamare i carabinieri, le pubbliche
pubblica assistenza, quindi voglio capire, in queste emergenze bisognerebbe che ci guardassimo un po' tutti insieme e visto che è un servizio di pubblica utilità, che è quello dell'energia elettrica, ci devono essere delle squadre reperibili che risolvano i problemi in minor tempo, perché sennò veramente si creano dei disagi alle famiglie. Da che ora siete rimasti senza corrente? Dalle 2 di ieri notte a circa le 2 di questa notte, quindi abbiamo avuto tutta la giornata completa senza energia elettrica per una novantina di famiglie. Le persone giovani oppure quelle che potevano uscire di casa si sono arrangiate, quelle che sono state in casa fortunatamente non fa freddo, però ci sono delle situazioni delicate e le abbiamo affrontate con le autorità competenti. Ora si sta scaricando il grosso del temporale in questo momento, la situazione dei fiumi da voi com'è? No, i fiumi sono nella norma, abbiamo ora, ho sentito, qualche piccolo allagamento dovuto al fatto che purtroppo ormai piove così, vengono delle bombe d'acqua, ne abbiamo presa una poco fa che ora si sta un po' calmando perché dovrebbe essere questo il picco per la mattinata, il più importante, che è partito dallo Spezzino ed è arrivato da noi, quindi passato quello speriamo che, poi magari nel pomeriggio vedremo, ma dovrebbe esserci qualche momento di pausa per fare in modo che i tombini riescano a ricevere le acque in maniera più corretta. Per ora allagamenti di che entità comunque in zona centro paese? I classici allagamenti, chiamiamoli non proprio allagamenti, sono il fatto che i tombini non riescono a ricevere tutta l'acqua, quindi nel centro paese sulla 523, come diceva prima il sindaco Colorado, dove comunque ci sono proprio le fonti di tombinature. Quindi questo. Il prossimo appuntamento quindi con l'incontro tra i sindaci sarà verso le 5:30, meno di altri aggiornamenti. Sì, 5:30 e vi ringrazio anche per l'informazione che date e quello che diceva prima Colorado è importantissimo. A volte ci sono delle polemiche sul fatto che vengono chiuse le scuole o le attività. Vediamo adesso che proprio questa sarebbe l'ora di uscita iniziale delle elementari, poi a seguire delle medie. Siamo nel picco, quindi tante volte bisogna chiedere ai cittadini di sopportare un po' il disagio, ma noi lo facciamo proprio per la loro pubblica incolumità e quella dei loro figli. Bene, grazie a voi anche per l'intervento, buon proseguimento di lavoro. Ci risentiamo più tardi, Cristina, con il sindaco Ghio di Sesti Levante per fare il punto anche sulla situazione qui in città. A tra poco. Bene, grazie Maurizio. Mentre vi stiamo parlando in diretta, è in corso la conferenza stampa di aggiornamento nella sede della Protezione Civile della Regione Liguria. Vediamo l'assessore Giampedrone, accanto a lui il presidente Toti, Elisabetta Trovatore che è colei che coordina appunto le previsioni per quanto riguarda il centro ARPA. Avremo modo di aggiornarvi su quanto riguarda appunto la situazione, l'evoluzione per la regione, ma ritorniamo appunto su una delle zone che questa mattina è stata al centro di forti temporali, quella del Levante, e dovremmo collegarci con il sindaco di Levanto, Moggia. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno sindaco. Mi sentite? Io sono Moggia, ma da Monterosso. Da Monterosso, sì, chiedo scusa, siamo in diretta e allora le chiedevo quali sono le situazioni. La situazione Monterosso abbiamo visto che è stata oggetto di un forte nubifragio, di una forte anche grandinata. Questa mattina ci sono stati diversi momenti così di evoluzione di questa situazione meteorologica. Com'è la situazione adesso? Guarda, adesso in questo momento per fortuna è circa mezz'ora che la perturbazione ha un attimo un momento di stanca, quindi è diminuita l'intensità della pioggia. Invece per 2 ore stamattina, a tratti anche preoccupante, molto impegnativa, sono cadute, abbiamo registrato dai nostri pluviometri più di 120 mm in neanche 2 ore. I canali si stavano alzando in modo preoccupante e quindi abbiamo ordinato lo sgombero e l'evacuazione da tutti i locali pianiterra e seminterrati del paese e la chiusura di tutte le attività. Vediamo delle immagini che si riferiscono appunto ad allagamenti, anche a veicoli che si sono trovati forse in difficoltà. Ecco, l'allerta diciamo di colore rosso era prevista anche per la vostra zona a partire da mezzogiorno, però proprio nella prima fase della mattinata si sono verificati questi fenomeni. Sì, sembra che la perturbazione abbia anticipato i tempi. Nella fattispecie di quel veicolo di cui stiamo parlando ha ignorato l'ordinanza che già da ieri sera vietava l'ingresso nel sottopasso di cui trattasi, che era stato anche transennato, e evidentemente anche lì c'è molta prudenza perché in pochi minuti le situazioni di allagamento possono anche volgere in modo preoccupante, quindi anche questo è un appello che si fa di rispettare quelle che sono le prescrizioni, i divieti e le ordinanze che se vengono emesse hanno sempre una ragione prudenziale
e non vengono mai prese a cuor leggero. Vogliamo fare appunto un riepilogo di tutti i provvedimenti anche emessi proprio in queste circostanze ai quali i cittadini sono tenuti ad attenersi anche per la loro incolumità? Sì, assolutamente. I cittadini siamo tutti parte della protezione civile, tutti nel nostro piccolo dobbiamo avere in coscienza la consapevolezza di dover rispettare queste norme basi. Nella fattispecie, qua nel nostro paese abbiamo le scuole chiuse, abbiamo la sospensione del mercato settimanale, abbiamo la chiusura dei sentieri e delle vie di accesso agli alvei torrenti, e sono tutte precauzioni che vengono utilizzate, come dicevo, proprio per ovviare a potenziali pericoli che possono modificarsi anche in brevissimo tempo. Sono immagini queste che in qualche modo ci riportano alla memoria l'alluvione che segnò pesantemente proprio la vostra zona, quella delle Cinque Terre di Monterosso. Avete mai percepito questa situazione di pericolo o comunque questa mattina, diciamo così, la situazione è poi rientrata, è andata verso il meglio? Sì, per fortuna, come le dicevo prima, a un certo punto la situazione è andata per il meglio. Abbiamo passato alcuni momenti, alcune decine di minuti nelle quali la perturbazione sembrava inchiodata proprio su di noi. Dai radar notavamo che tutta la perturbazione, proprio questa via, questa striscia, stava proprio investendo tutta il nostro comune, e lì ricordo l'alluvione che è stato molto distinto e anche molto preoccupante. Come le dico, la situazione era molto impegnativa ma stava diventando molto molto preoccupante. Grazie a Dio abbiamo questo momento di tregua che mi auguro possa durare il più possibile per permettere ai nostri canali di spacciare tutta l'acqua in eccesso e di liberarli qualora dovesse tornare una perturbazione importante e significativa che li dovesse rioccupare nuovamente. Ci sono strade chiuse, ci sono diciamo così, provvedimenti che sono stati assunti in conseguenza del maltempo, oppure diciamo, la situazione comunque è pressoché normale? Al momento la viabilità non ha subito particolari difficoltà, però i volontari di protezione civile devono ancora fare il giro delle provinciali, delle strade comunali, perché al momento, anche per il forte vento, ho preferito che stessero più in prudenza. Bene, grazie. Allora speriamo che insomma tutto prosegua per il meglio e che questa perturbazione, che come sentivamo prima dal previsore si sta lentamente spostando verso ponente, possa in qualche modo dare un momento di tregua anche alle precipitazioni in questa zona. Perfetto, grazie a voi, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Ringraziamo il sindaco di Monterossa per questo aggiornamento che arriva da una delle Cinque Terre nella zona del Levante Ligure, che come dicevamo è stata sinora la zona dove si sono verificate le precipitazioni più intense. Possiamo vedere anche dalla rete Limet precipitazioni intorno ai 138 mm scesi nella zona di Levanto, 129 sempre nello Spezzino, 121 Brugnato, 138 a Buto in provincia di La Spezia. Vediamo questi numeri che sono contrassegnati dal colore più acceso, che appunto indicano il superamento di una soglia del centinaio di millimetri scesi durante la mattinata. Diciamo che le piogge scese nella parte più vicina a noi, quella del Tigullio e anche del suo entroterra, raggiungono quote più basse, anche se registriamo soprattutto nella zona della Val d'Aveto, quella dove le piogge erano scese più copiose anche nel fine settimana, i 65 mm al Monte Laghicciola, 64 a Cabanne di Rezzoaglio. A questo proposito abbiamo anche alcune fotografie che ci mostrano la situazione del torrente Aveto, il torrente in piena, ma non ci sono segnalazioni di pericolo, benché sia monitorato costantemente il torrente proprio anche in conseguenza dell'ondata di piena che alcuni anni fa aveva provocato diversi disagi, diverse situazioni di pericolo proprio nel paese avetano. Vediamo queste fotografie che ci mostrano il corso d'acqua, naturalmente rinvigorito dalle piogge scese in questi giorni, ma che sta
scorrendo a valle all'interno degli argini. Queste invece sono le immagini delle strade dal passo della Scoglina a scendere verso valle. Come vediamo, le forti precipitazioni hanno fatto cadere anche molte foglie sull'asfalto già reso viscido dalla pioggia, e quindi è raccomandabile la prudenza per chi dovesse percorrere, allo scopo proprio di evitare incidenti o sinistri. Queste sono alcune immagini che ci vengono mandate. Ecco, stiamo vedendo proprio questa immagine sempre della zona che da Reggio Aglio scende verso la zona di Favale. Vediamo che si formano questi rigagnoli d'acqua che scendono dalle rocce al bordo della strada. Insomma, questo anche più di un rigagnolo, quindi è bene prestare molta attenzione per quanti dovessero percorrere la strada della Scoglina e comunque in generale tutte le strade del nostro entroterra che sono lambite da questi forti temporali. Temporali forti, noi attendiamo appunto che si concluda la conferenza stampa che è in corso nella sede della Protezione Civile di Genova. Vediamo in questo momento inquadrati il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco Marco Bucci e l'assessore regionale Gianpedrone, per vedere anche quale sarà il prossimo bollettino meteo e quindi conseguentemente se verrà diramato un nuovo allerta anche per la giornata di domani. Allo stato attuale l'allerta rosso è confermato sino alla mezzanotte, ma per la giornata di domani non ci sono ancora indicazioni in merito allo stato di allertamento. Certamente una coda della perturbazione permarrà e perdurerà anche nella giornata di domani. La situazione sul genovese è una situazione molto delicata anche in conseguenza del crollo del ponte Morandi, e pertanto si rende necessario un monitoraggio costante anche di tutta quell'area dove sono ancora in corso operazioni di sgombero anche dell'alveo. Abbiamo in collegamento, intanto, e torniamo in questo caso nell'estremo Levante, dal comune di Carrodano Alberto Alberti. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, dicevamo che nello Spezzino e quindi anche a Carrodano questa mattina ci sono stati temporali forti. Com'è stata la mattinata? Sì, è stata una mattinata particolarmente critica subito a partire dalle prime ore del mattino. E adesso la situazione sta un po' migliorando, in attesa, speriamo, nel pomeriggio vediamo se peggiorerà ulteriormente. Ecco. Ci sono stati dei punti critici, dei momenti di difficoltà anche per quanto riguarda la viabilità, le situazioni appunto dell'entroterra? Sì, particolari problemi qua a Carrodano non ce ne sono stati, a parte qualche piccolo smottamento, le solite piante che cadono su strada, e abbiamo fatto intervenire il personale operaio e di pronto intervento. E i fiumi sono un po' a livello di allerta, ecco, sia torrenti piccoli che il Vara, che è un pochino più lento a ricevere. Ecco. Anche Carrodano negli anni scorsi ha subito le alluvioni, quindi in qualche modo si sta sempre un po' in apprensione in questi frangenti? Assolutamente sì. Soprattutto per il fatto che ormai queste bombe d'acqua in pochissimo tempo fanno cadere una quantità di pioggia che i nostri territori non riescono più a ricevere. Ecco. Quindi bisogna prestare particolare attenzione. Bene, la ringraziamo per questo aggiornamento sulla situazione. Grazie a voi. Grazie, ringraziamo Alberto Alberti, ma rimaniamo nel Levante. Abbiamo visto prima, ma forse nel frattempo si è allontanato, avevamo visto prima Maurizio Garrefa che era con il sindaco di Sestri Levante. Vediamo se dopo riusciremo nuovamente ad avere un collegamento con Sestri Levante per valutare, ecco, forse siamo in grado di ripristinare il collegamento con Maurizio Garrefa, che ha seguito i lavori del COC nel comune di Sestri Levante, dove si sono riuniti tutti i sindaci della Val Petronio. Abbiamo ascoltato prima il sindaco di Castiglione Chiavarese ed il sindaco di Casarza Ligure. Ora insieme a Maurizio c'è il sindaco di Sestri Levante. Sì, grazie Cristina, siamo con Valentina Ghio che è molto impegnata in questo frangente perché è una situazione in continua evoluzione. Intanto allora le chiedo subito adesso a Sestri Levante com'è la situazione.
Ma c'è qualche allagamento sparso, al momento niente di troppo preoccupante, però nel sottopassaggio di via nazionale, infatti se ora la pioggia dà un attimo di tregua, se dovesse riprendere ci avvieremo a chiudere temporaneamente il sottopasso, un pochino nella zona di via Sara, di San Bartolomeo e qualcosa anche qui nella passeggiata mare. Siamo stati contattati anche dalla centrale operativa regionale della Protezione Civile che ci ha detto che proprio su Sestri Levante, sull'area, era in arrivo una cella particolarmente intensa e significativa. Infatti abbiamo avuto per una buona mezz'ora una pioggia molto forte, ora c'è un po' di tregua, speriamo che continui in modo che l'acqua possa defluire. E poi l'altra criticità che attendiamo è quella dell'incremento del mare nel pomeriggio, perché già adesso il torrente Petronio non riesce bene a far defluire l'acqua e il limite è molto vicino alle bocchette di Via Verdi, per cui speriamo che il mare davvero non arrivi in modo eccessivo, perché altrimenti poi avremo anche il problema del Petronio, oltre che una valutazione sulle gallerie di Sant'Anna, che ad ora sono aperte, ma nel pomeriggio sicuramente faremo una valutazione. La Capitaneria di Porto dava 2 orari, intorno alle 16 l'arrivo di una mareggiata più forte, poi intorno alle 20, soprattutto su Spezia, che dovrebbe lambire il territorio, quindi è tutto spostato un po' il pomeriggio sul mare. Sul mare sì, infatti nel pomeriggio faremo una verifica e sopralluoghi continui anche sull'area di Renà, perché se il mare dovesse essere più forte di come adesso procederemo alla chiusura dell'area di Renà come abbiamo fatto in altri casi, ma è tutto in evoluzione e sicuramente c'è Polizia Municipale, volontari, operai che stanno monitorando tutto il territorio e sulla base di quello che accade procederemo con eventuali chiusure. E poi alle 17:30 avremo una nuova riunione del centro operativo intercomunale con i sindaci della Val Petronio e le varie forze dell'ordine per fare il punto sull'evoluzione della situazione. Possiamo ricordare che cosa succede nel caso appunto in cui il Petronio superi il livello di guardia, soprattutto nella zona delle bocchette? Intanto quello che noi faremo prima è procedere all'evacuazione dei mezzi, delle auto parcheggiate in Via Verdi. Poi dovesse proprio arrivare ad una situazione complessa, ovviamente si invitano le persone a recarsi ai piani alti delle abitazioni. Per fortuna la scuola è chiusa, nel senso che con l'allerta rossa non c'è nessuno nella scuola vicino al Petronio, quindi essenzialmente le istruzioni che vengono date alle persone in caso di esondazione, speriamo che non si debba arrivare a questo, e andare ai piani alti e prima procederemo a chiedere lo sgombero delle auto dalla via. Grazie Sindaco e buon lavoro. A voi, arrivederci. Bene, abbiamo sentito il punto su Sesti Levante con il Sindaco Ghio. Per il momento direi che da Sesti Levante è tutto, noi ora proviamo anche a scendere, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Ringraziamo Maurizio Garreffa per questo aggiornamento da Sestri Levante e ora andiamo a Genova perché, come abbiamo anticipato nel corso della diretta, si è da poco conclusa la conferenza stampa, il briefing che è diventato un appuntamento abituale nel corso di questi eventi proprio nella sede della Protezione Civile della Regione Liguria, e abbiamo in collegamento telefonico l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Buongiorno Assessore. Buon pomeriggio. Dicevamo questi briefing che sono importantissimi anche per dare un'informazione corretta alle persone che ci stanno seguendo. Allora, intanto iniziamo subito da che cosa è successo questa mattina, che cosa è emerso dal briefing. Direi che questa mattina si è rivelata una situazione molto critica sul Levante, sull'estremo Levante della nostra regione, e che ha portato sia sulle Cinque Terre che sullo Spezzino Alta Val di Vara circa 150 mm d'acqua, con alcune situazioni di criticità molto importanti. Questo fronte, che arriva sostanzialmente dalla Corsica e che poi si dipana su tutto il centro-nord, in questo momento si sta lentamente spostando verso est, quindi il Chiavarese, Sestri Levante, per via arrivare su Genova. Questo fa sì che per quanto ci riguarda l'allerta sulla zona C, che è la zona di allertamento interessata dal Levante della Liguria, viene prorogata nel nuovo bollettino che stiamo per emettere fino alle 15 di domani mattina al massimo grado, quindi all'allerta rossa.
E questa è già una informazione, quindi allerta rossa sino a domani alle 15 su tutta la zona C, la zona del Levante. Esattamente, invece per quanto riguarda l'entroterra del centro Levante, cioè la zona E, quindi la parte alta della Fontana Buona e quant'altro, abbiamo un prolungamento fino alle 6 di domani mattina, quindi una tendenza a, come dire, un allungamento, soprattutto perché la pioggia che potrà ancora cadere, tenete conto che l'accumulata delle ultime 30 ore su alcune zone supera i 500 mm, quindi con territori molto molto saturi. Questo fa sì che anche un minor quantitativo di pioggia potrebbe causare delle risposte dei corsi d'acqua medi o minori molto significativo. Ci terrei ad aggiungere che questo evento ha una particolarità che potrebbe verificarsi dal pomeriggio in poi e che i nostri previsori stanno sottolineando in maniera molto significativa, che è quella di mareggiate molto molto importanti, e quindi di per sé le mareggiate possono essere un evento molto molto significativo, con gravi criticità sulle coste soprattutto. Per quanto riguarda la restante parte della nostra regione, in particolare la zona di Genova, dicevamo comunque anche il fatto del crollo del Ponte Morandi, quindi tutta quest'area monitorata in maniera particolare, ma in generale il genovese qual è stata la situazione questa mattina? Ma direi che Genova è stata colpita più nelle ultime 30 ore che non diciamo nella nottata appena trascorsa e nella mattinata. In questi minuti sta riprendendo alcune come dire, scrosci molto intensi sulla città. Genova è attenzionata speciale sul Poltevera, ovviamente per quanto è accaduto sul Ponte Morandi, ma evidentemente, come sempre è stato per quel bacino importante, il Bisagno e quant'altro hanno evidentemente una situazione molto molto significativa, ma anche qui abbiamo previsto un allungamento dell'allerta rossa fino alle 24 di questa sera, proprio perché gli effetti di questa perturbazione importante possono ancora dare gravi criticità su tutti i territori. Bene, voi chiaramente vi state coordinando anche con gli amministratori locali. Noi questa mattina abbiamo già ascoltato alcuni sindaci, vari COC che sono nei comuni, che presidiano la situazione. Ci sono situazioni di criticità che vi sono state segnalate, oppure insomma tutto sommato la situazione sta evolvendo con una certa tranquillità, ecco, dal punto di vista delle emergenze? No, direi che rispetto ai quantitativi d'acqua che vi ho annunciato, le situazioni sono ampiamente, come dire, all'interno di una situazione normale. Detto questo, ci sono molte segnalazioni ai vigili del fuoco, i sindaci sono in stretto contatto con noi, con la nostra sala operativa, soprattutto la Val di Vara ha avuto come dire, situazioni significative con sgomberi discantinati, necessità di attenzionare alcune zone particolari. Non mi dimentico evidentemente anche di Spezia città, perché questo fenomeno che è accaduto questa mattina di una forte tromba d'aria, come dire, che è entrata rispetto a una zona portuale, comunque una zona antistante la città, ha causato notevoli disagi sulle vie immediatamente prossime al porto stesso. Raccomandazione, Assessore, che possiamo fare approfittando della sua presenza in diretta TV, in qualche modo anche l'assicurazione anche che possiamo dare a chi ci ascolta? Io direi che la più grande rassicurazione è sapere che tutto il sistema di protezione civile è attivo da più di 40 ore per gestire questa perturbazione che coinvolge tutto il centro-nord Italia, quindi una perturbazione molto significativa. La precauzione, qualora possibile, la principale è quella di mettersi in circolazione solo se strettamente necessario. I sindaci hanno i piani di protezione civile che seguono pedissequamente, quindi questo è il primo degli elementi fondamentali per quanto ci riguarda per salvaguardare la propria vita e evidentemente anche mettere in sicurezza quella degli altri in caso di eventuali necessità di intervento da parte della protezione civile o dei vigili del fuoco. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo l'assessore Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile. Come abbiamo ascoltato in anteprima, al momento non è ancora stato aggiornato il sito dell'ARPAL, ma è già stato deciso il proseguimento dell'allerta rosso per quanto riguarda la zona di Levante, la zona C, sino alle ore 15 di domani, quindi verosimilmente, ma poi avremo modo di confermarlo, verranno adottati anche per la giornata di domani tutti i divieti, tutte le chiusure, tutte le disposizioni previste in materia in caso di allerta rosso da parte degli amministratori comunali, quindi zona C in allerta rossa sino alle 15 di domani, mentre per la zona E, quella del nostro immediato entroterra, così come per la zona B, quella del genovese, l'allerta sarà protratto ma sino alle 6 di domani mattina. Andremo poi a vedere con certezza e dare le definizioni più esatte quando sarà aggiornato il sito dell'allerta. Intanto abbiamo in collegamento un altro sindaco, questa volta il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno sindaco. A voi, grazie per il servizio che realizzate. Allora sindaco, intanto la situazione su Rapallo, sentivamo che questa perturbazione che insomma è partita in qualche modo dallo Spezzino si sta spostando verso Ponente, anche qua a Chiavari è arrivato proprio in prossimità del mezzogiorno il primo temporale significativo. Su Rapallo com'è la situazione? La situazione è delicata, in questo momento non sta piovendo tantissimo, ma siamo in attesa della cellula, di conseguenza dovrebbe arrivare tra pochi minuti, tra un quarto d'ora, circa 20 minuti, e la situazione più delicata è nel Boate, che è molto molto alto e fa fatica a ricevere, non è il San Francesco. Ecco, voi comunque avete una città che in questo periodo è in modo particolare una città ricca di cantieri. Come vi siete regolati? Come avete, chiaramente oggi con la chiusura delle scuole anche il traffico probabilmente cittadino si sarà limitato, però occorre tenere un'attenzione particolare per il territorio. La situazione è molto delicata, ma ha funzionato molto bene il coordinamento con la Regione Liguria e con i nostri organi tecnici, di conseguenza la campagna di comunicazione è stata fatta. Più che altro adesso dobbiamo dare un presidio importante sul territorio, soprattutto nelle zone pericolose dove la cittadinanza è stata informata. In questo momento il punto più pericoloso, ripeto, è il Boate. Il Boate, allora avremo modo poi di aggiornarci. Ecco, lei diceva che la cellula temporalesca forte non è ancora arrivata nella vostra zona. Arriva fra un quarto d'ora, 20 minuti. Bene, allora ci aggiorneremo. Grazie sindaco anche per averci... Chiamatemi per in qualsiasi momento che noi siamo qua. Dato questo spazio, grazie. Ringraziamo il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, quindi insomma anche gli amministratori monitorano costantemente questa evoluzione di questa che vediamo alle mie spalle, di questa cartina che sta lambendo ecco, il nostro territorio. Vediamo proprio anche con nitidezza le città di Chiavari e di Rapallo. Chiaramente l'evoluzione meteorologica, per quanto le carte siano preziose e utili per determinare le situazioni, però l'evoluzione meteorologica poi anche in base alle correnti, ai venti si va spostando, avremo modo poi di aggiornare sulla situazione. Intanto continuiamo a vedere delle immagini che arrivano dal territorio e allora vediamo che anche dal comune di Lavagna è arrivata l'ordinanza con le disposizioni in materia di allerta con l'evento che appunto è iniziato in queste ore e pertanto sono state ordinate diverse azioni di protezione civile e anche azioni di prevenzione dell'incolumità delle persone con la chiusura e la sospensione di alcune attività. Questi sono i provvedimenti appunto che riguardano Lavagna e che riguardano un po' tutti i comuni del nostro territorio. Dal mezzogiorno di quest'oggi sono stati chiusi a Carasco i 2 ipermercati che si trovano nella zona, l'ipermercato Ileudi e con i negozi della galleria al centro commerciale e il punto vendita Gross Market ex Sogegross in via Contura
Friuli, perché in zone appunto che potrebbero essere oggetto di allagamenti. Sono stati attivati anche diversi numeri per eventuali segnalazioni di emergenza. Sono i numeri che potete trovare pubblicati anche sul nostro sito internet. Siamo andati a Rapallo, proseguiamo verso Ponente con Santa Margherita Ligure. Qui già questa mattina c'è stata una prima riunione del COC, ma presieduta dal vice sindaco Emanuele Cozio, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Cozio. Buongiorno, grazie per il vostro lavoro. Abbiamo visto che questa mattina già c'è stata una prima riunione, fortunatamente la notte era trascorsa senza particolari criticità. Ora com'è la situazione? Fino adesso tutto bene, proprio in questo momento da pochi minuti è presente una cella temporalesca piuttosto intensa sulla nostra città, ci sono tutte le forze di protezione civile, forze dell'ordine, volontari, polizia municipale sul territorio a presidiare la situazione e in modo da essere d'aiuto alla cittadinanza in caso di necessità. Ecco, il vostro COC è in qualche modo allargato con i rappresentanti anche di altre forze dell'ordine? Assolutamente sì, questo è una cosa di cui siamo molto grati a Capitaneria, ai Carabinieri, logicamente Polizia Municipale, a tutti i volontari e all'apparato del Comune, in quanto le fasi di allerta, soprattutto quelle critiche come quella che stiamo vivendo in questi giorni in Liguria, comportano necessariamente la partecipazione a un gioco di squadra da parte di tutti i soggetti presenti sul territorio. Ci sono degli osservati speciali sul vostro territorio, dei torrenti, oppure anche le condizioni del mare vi preoccupano particolarmente rispetto magari ad altro? Sì, ci sono diversi punti sensibili sul nostro territorio che stiamo monitorando costantemente. Ripeto, fino adesso la situazione è stata abbastanza tranquilla. Vediamo come evolverà questa cella temporalesca. Il mare è in rinforzo rispetto alla notte e quindi sicuramente c'è da prestare molta attenzione come stiamo cercando di fare. Grazie allora e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, grazie infinite. Ringraziamo Emanuele Cozio, vice sindaco di Santa Margherita Ligure. Salutiamo chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo momento, perché questo è l'orario consueto in cui va in onda il nostro telegiornale, il TG13. Questa edizione straordinaria è iniziata alle 12 a mezzogiorno, proprio con lo scattare dell'allerta rosso che era previsto per la giornata di quest'oggi sulla parte centrale e quella di Levante della nostra regione. Abbiamo già avuto modo di aggiornare su diverse situazioni, cerchiamo di riepilogarle insieme. Intanto la prima significativa novità arriva proprio dalla regione Liguria, dove si è svolto questa mattina intorno alle 12 il briefing per aggiornare sulle evoluzioni meteorologiche di queste ore, ma anche per aggiornare della situazione sull'allerta. La zona che è stata maggiormente colpita in mattinata dai forti rovesci temporaleschi è stata quella dello Spezzino, dove si sono registrati sino a 150 mm di pioggia in alcune località, tra cui Monterosso, ma anche la zona di Levanto, la zona dello Spezzino. Fortunatamente non si sono verificate criticità in queste aree, benché ci siano stati molti allagamenti e anche qualche situazione di difficoltà per i forti scrosci d'acqua che hanno provocato rallentamenti nella scorrimento della viabilità. Per quanto riguarda invece la situazione meteorologica, l'aggiornamento che è arrivato nel corso del briefing all'ARPAL della Regione Liguria è quello del prolungamento dello stato di allerta massimo, quindi lo stato di allerta rosso per la zona del Levante, la zona contrassegnata dalla lettera C, sino alle ore 15 di domani. A breve sarà aggiornato anche il bollettino, ma l'indicazione è questa: allerta rosso
giallo per la giornata di domani sino alle 15 nella zona C, mentre nelle zone B ed E l'allerta rimarrà di colore rosso ma sino alle ore 6 di domani. Andremo a dettagliare meglio nel corso del nostro telegiornale. Ora ci colleghiamo con il comandante della Polizia Municipale di Chiavari, Federico Bisso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Già questa mattina nella prima edizione del nostro telegiornale abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alla situazione del Lungo Entella, che è sempre un po' l'osservato speciale, però diciamo così, per quanto riguarda i provvedimenti alla viabilità, che cosa è stato fatto e qual è la situazione per quanto riguarda Chiavari? C'è stato uno scroscio d'acqua intensissimo che ha comportato diversi allagamenti localizzati, pianterreno, soprattutto nella zona di via Piacenza, e abbiamo dovuto chiudere praticamente quasi tutti i sottopassi, però al momento la situazione è in miglioramento, ha smesso di piovere, sta intervenendo IREN sul sottopasso di Corso Garibaldi, che è il più strategico di tutti, e siamo sul posto e continuiamo a osservare la situazione. Quindi... Sì, c'è stata anche parecchia difficoltà per il traffico, però non lamentiamo incidenti al momento. Ecco, il sottopasso di Corso Garibaldi quindi al momento è chiuso? Al momento è chiuso, sta intervenendo IREN e cerchiamo di riaprirlo il più presto possibile. Anche Chiavari, così come Rapallo, è una città dove ci sono diversi cantieri, fortunatamente comunque questa mattina anche il traffico, complice la chiusura delle scuole, è stato contenuto. Sì, il traffico così ridotto aiuta tanto, perché altrimenti sarebbe una cosa ingestibile. Bene, allora speriamo appunto che questa situazione evolva per il meglio. Sono previsti ulteriori temporali, ma voi state già in qualche modo prendendo conto di questi allagamenti, di queste situazioni che si sono verificate con il primo scroscio significativo della mattinata? Certo, e continuiamo a controllare la situazione. Grazie a Federico Bisso. Buona giornata. Buon lavoro. E allora questa è la situazione per quanto riguarda Chiavari. Nelle Tigullio, nelle località che abbiamo in qualche modo monitorato, quindi dalla Val Petronio, dove si è riunito questa mattina il COC con i 4 sindaci della Val Petronio, la situazione al momento è sotto controllo. In questo caso l'attenzione è rivolta al mare, alla mareggiata che è prevista nel corso della giornata di quest'oggi, il mare che andrà via via aumentando il suo moto ondoso, per cui si attende appunto, si sta monitorando il mare per vedere di arginare eventuali situazioni di pericolo, eventualmente di disporre alcune chiusure alla viabilità per quanto riguarda le zone del Levante. Sul ponente abbiamo ascoltato i sindaci, il sindaco di Rapallo e il vice sindaco di Santa Margherita Ligure. Al momento non ci sono situazioni particolari di pericolo, anche se come vediamo da questa cartina che ci mostra lo spostamento della perturbazione, lo spostamento è da levante a ponente, quindi laddove i temporali di questa mattina hanno interessato la zona dello Spezzino, piano piano si stanno avvicinando nella nostra area ed è un movimento in ascesa, quindi questa perturbazione che vediamo percorrerà il levante, continuerà a percorrerlo sino all'esaurimento dei fenomeni. Va detto, abbiamo avuto modo di ascoltare anche nel corso della nostra edizione straordinaria il previsore del Centro Navi Meteo. Le abbondanti piogge sono già scese in qualche modo nello Spezzino, quindi da noi la perturbazione è arrivata in questa prima fase leggermente scaricata. Vedremo poi nelle prossime ore come procederà, magari avremo modo di riaggiornare anche sulla situazione meteo nel corso di questa edizione del telegiornale. Nel frattempo vedo che Maurizio Garreffa si è spostato, vediamo delle immagini, Maurizio che si trova a Sestri Levante e direi che è rimasto nella zona di Sestri Levante, si è spostato, sta monitorando appunto la situazione per quanto riguarda la parte esterna, no? Terminata la riunione del COC. Dove ti sei spostato, Maurizio?
Eccoci Cristina, siamo alla foce del Gromolo. Intanto è una situazione di assoluta calma, per fortuna in questo momento su Sesti Levante c'è un momento di tregua, non sta piovendo, come vedete la foce del Gromolo è tranquilla per il momento, 1,5 metri sotto il passaggio qui del lungomare, però vedete anche tutto il materiale che il fiume sta scaricando in acqua, infatti si vede tutta questa chiazza marrone che sta prendendo tutta questa zona del golfo sino anche alle gallerie di Sant'Anna. Da qui vi mandiamo questa immagine del golfo annuvolato e sotto la pioggia, vedete anche il promontorio di Portofino, da qui si vede naturalmente molto bene tutta la zona da Lavagna sino a Portofino. Abbiamo visto i tecnici comunali intervenire proprio sotto il comune, qui in Viale Rimembranze a Sesti Levante, per ripristinare i tombini, appunto erano tappati soprattutto dalle foglie, dagli aghi di pino che hanno fatto tappo e quindi hanno causato dei piccoli allagamenti. Qui la zona sul lungomare si è risolta, c'era l'assessore Valentino, i tecnici comunali proprio qui in quest'area vicino alla foce del Gromolo, c'erano però altri allagamenti di sottopassaggi, ne parlava prima il sindaco Ghio, stanno intervenendo proprio in questi minuti prima dell'arrivo della prossima cellula temporalesca. Attualmente direi che da Sestri è tutto, con le immagini di Cristian Vogni vi restituiamo la linea, noi facciamo rientro verso Chiavari. Grazie, intanto vi possiamo far vedere alcuni video che ci vengono inviati che monitorano la situazione del Rupinaro. Questa è la situazione del torrente Rupinaro in prossimità della zona, vedete sotto il ponte dell'autostrada. Vediamo anche questo scroscio d'acqua che scende proprio dal viadotto autostradale, la zona dell'edicola, la zona di San Pier di Cane. Ci sono anche altre immagini ma che riguardano gli allagamenti di cui abbiamo parlato anche prima in via Piacenza, sempre a Chiavari, dove appunto sono intervenuti nel corso della mattinata anche i vigili, gli agenti della Polizia Municipale chiavarese. Abbiamo avuto prima il collegamento con il comandante della Polizia Municipale Federico Luigi Bisso. Vediamo che qui la situazione è quella appunto di un allagamento della zona. Andiamo ora a collegarci invece con un comune dell'entroterra, Borzonasca. Abbiamo in linea il sindaco Giuseppino Maschio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come state monitorando la situazione? Com'è la situazione sul suo territorio? Ma diciamo che in questo momento reggiamo abbastanza bene, stiamo ovviamente continuando a monitorare sul territorio, siamo dovuti intervenire a stappare trombini che con le foglie che si sono accumulate in questi giorni si erano ostruiti, cunette, ma cerchiamo di evitare accumuli di acqua che possono creare frane. Per il momento reggiamo abbastanza bene, anche i fiumi smaltiscono bene, vediamo nelle prossime ore cosa può succedere. Ecco, il rischio da noi sono sempre poi, oltre che alle frane, oltre che allegamenti le frane, che sono sempre latenti e quindi soprattutto per quanto quelle che riguardano sia le abitazioni che le strade. Ecco, siamo in continua attenzione e sperando che il tempo sia un po' più clemente. Ecco. Se comunque continua a piovere a ondate si riesce a smaltirlo, se dovesse piovere ore con l'intensità di questa mattina allora andiamo veramente tutti in crisi. Ecco. Di intermittenza danno anche un po' di respiro anche ai corsi d'acqua che riescano a smaltire. C'è però anche l'altro problema, quello della saturazione dei terreni che in qualche modo possono poi cedere provocando frane o smottamenti. Anche questo è un problema che deve essere monitorato. Certamente, e questo è il problema più grosso che abbiamo noi, è che poi una volta che i terreni sono saturi spesso collassano. Ecco. Quindi speriamo che ci sia un po' di respiro e che possa quantomeno scaricare queste quantità d'acqua che sono intensissime.
Nel frattempo è arrivata la comunicazione ufficiale del protrarsi dell'allerta rosso per quanto riguarda la nostra zona, la zona C, anche per la giornata di domani sino alle ore 15. Quindi, Sindaco, scatteranno tutti i provvedimenti di chiusura delle scuole, di chiusura di tutti quei luoghi che possono essere frequentati da persone e tutte le procedure per evitare che si possano creare situazioni di pericolo. Ovviamente questa è una brutta notizia perché vuol dire che avremo ancora per parecchie ore questa situazione e credo che allora poi diventerà quasi inevitabile che qualche problema nasca. Speriamo che siano tutti facilmente risolvibili e che soprattutto non ci siano problemi per la gente. Ecco, insomma. Però non è una bella notizia. Da parte nostra comunque abbiamo chiuso le scuole, domani ovviamente si prosegue sperando in un po' di fortuna. Ecco. Bene, grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a lei e buon lavoro a tutti, grazie. Come anticipato già con l'assessore Giampedrone, ma abbiamo adesso anche la conferma che arriva proprio dal sito dell'ARPAL. Ci colleghiamo in diretta con Federico Grasso, portavoce dell'ARPAL della Regione Liguria, per avere un dettaglio di questa situazione. Intanto buongiorno Federico. Buongiorno Cristina, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori di Teleradio Pace. Insomma, questo allerta rosso non sembra volerci lasciare e si protrarrà anche per la giornata di domani. Esattamente, i miei colleghi hanno deciso di prolungare soprattutto sulla zona C perché la situazione meteo è ancora molto complicata e ben lungi dall'essere risolta. In questo momento i temporali più intensi sono nell'entroterra del Genovesato, ma soprattutto in mare. La linea temporalesca che questa mattina è stazionata per 3-4 ore sullo Spezzino, adesso si è riformata esattamente nel centro del Mar Ligure e sta puntando verso il centro della regione. Nell'ora passata su Chiavari sono caduti 41 mm d'acqua in un'ora soltanto. Ricordiamo che queste piogge stanno andando a interessare territori che nelle ultime 48 ore hanno avuto delle cumulate fino a mezzo metro, perché abbiamo alcune centraline che hanno misurato mezzo metro d'acqua caduta dal cielo in 48 ore. Il terreno sul centro della regione è completamente saturo e quindi bastano piogge anche non particolarmente intense per dare luogo a effetti al suolo importanti. Purtroppo queste linee temporalesche invece stanno creando delle precipitazioni intense o molto intense, con valori che in mattinata sono arrivati a oltre 80 mm in un'ora a Monterosso. Si tratta di 8 cm d'acqua caduti dal cielo in un'ora soltanto, e valori analoghi, appunto, lo ricordavo prima, il dato di Chiavari con 40 mm nell'ultima ora. Bisogna prestare la massima attenzione agli spostamenti, alle aree esondabili. Il vento ha fatto delle raffiche intorno ai 130 km all'ora, in giornata continuerà a soffiare soprattutto lo scirocco, dalla serata entrerà il libeccio, insieme al libeccio aumenterà il rischio della mareggiata molto intensa. I modelli fanno vedere delle onde con dei valori tipicamente atlantici, non certo tipici del Mar Mediterraneo, valori di altezza media di 6-7 metri, dei periodi, ossia l'intervallo tra una cresta e l'altra dell'onda di 9, 10, 11 secondi, è una situazione davvero molto delicata. Finalmente questa sera entrerà il fronte vero e proprio che attraverserà la nostra regione da ponente verso levante, ed è questo il motivo per cui l'allerta è stata prolungata proprio sull'area C. Lo ricordiamo, è l'area dei grandi bacini, l'Entella, il Vara e il Magra. Sono bacini che continuano a drenare l'acqua anche per 4, 6, 8 ore dopo la fine delle precipitazioni. Si tratta di un territorio molto saturo e quindi bisogna prestare massima attenzione anche domani, anche se le precipitazioni saranno terminate e ci sarà ancora una coda precipitativa nella prima parte della giornata di domani. Comunque l'invito è quello di non abbassare la guardia. Quindi per la giornata di domani, insomma, la guardia si tiene alzata sino, diciamo così, l'allerta è previsto sino alle ore 15, poi vediamo che c'è un declassamento ad allerta gialla per poi andare in verde, quindi in qualche modo poi i fenomeni dovrebbero rientrare con la giornata di domani. Esattamente, ci aspettiamo un primo miglioramento a partire già dalla nottata odierna da ponente verso levante. Come detto, appunto, questa coda sull'area C, in particolare per gli effetti al suolo sui grandi bacini. Domani sarà una giornata sostanzialmente di tregua, soprattutto al pomeriggio e sera. Dalla nottata un nuovo impulso perturbato andrà a interessare la regione Liguria, la cui entità verrà valutata nella giornata di domani. Grazie a Federico Grasso e buon lavoro. Grazie a voi, a risentirci.
E allora abbiamo avuto anche questo aggiornamento proprio su questa evoluzione meteorologica. La giornata di domani dovrebbe andare via via a migliorare nel corso del pomeriggio, ma come sentito il maltempo pare non abbandonare ancora la nostra regione anche per la giornata di mercoledì, ma queste sono previsioni che dovranno essere fatte in corso di giornata. Vediamo le immagini dei torrenti che si stanno innalzando e andiamo però da Chiavari, andiamo all'entroterra, andiamo in Fontana Buona con il sindaco di Moconesi, Gabriele Trossarello. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Situazione per quanto riguarda la Fontana Buona? Allora, io in questo momento mi sento un grossissimo ritorno. Scusate un attimo. Sì, abbiamo qualche... Forse qualche problema di linea, vediamo se riusciamo a ripristinare... Mi sentite meglio? Sì, bene, sì. Ok, vi dicevo, sto percorrendo in macchina la Fontana Buona, ho visto nella bassa Fontana Buona precipitazioni molto forti, in questo momento mi trovo nel mio comune, piove poco. Moconesi di per sé pochissimi disagi, ho visto peggio la parte bassa della Fontana Buona con precipitazioni molto più forti. Quindi una situazione diciamo che non possiamo magari definire tranquilla, però abbastanza nella norma. Ripeto, per l'Alta Fontana Buona, per quanto riguarda il mio comune, le direi di sì. Ieri per esempio nel pomeriggio c'è stata un'acquazzone fortissima nella parte alta con l'innalzamento del livello del torrente Lavagna, mentre nella bassa Fontana Buona non pioveva quasi. Quindi si va molto a macchia di leopardo. In questo momento noi siamo abbastanza preservati, ma da un momento all'altro può succedere di tutto. Ecco, per quanto riguarda le strade, viabilità, smottamenti, tutto sotto controllo, non ci sono particolari segnalazioni? Direi di sì, per il momento sì, come avete visto l'allerta meteo rossa è stata prolungata, quindi ci aspettiamo un pomeriggio abbastanza intenso. Grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi. Abbiamo avuto questo aggiornamento anche dalla Fontana Buona, da Moconesi, con una situazione monitorata ma non di particolare criticità. Vediamo intanto alcune immagini a mano che ci arrivano in diretta. Abbiamo visto prima il torrente Rupinaro, queste sono le immagini della troupe che sta rientrando da Sestri Levante. Questo è il Rupinaro che si è visibilmente ingrossato anche rispetto al corso dell'acqua nella giornata di ieri. Le piogge, l'acquazzone abbondante di pochi minuti fa ha subito fatto innalzare il livello del fiume, provocando anche alcuni allagamenti. Abbiamo sentito prima il comandante della Polizia Municipale Bisso, via Piacenza, in particolare la zona dove si sono verificati gli allagamenti, è stato chiuso temporaneamente il sottopasso di Corso Garibaldi, dove sta intervenendo Iren per effettuare appunto per cercare di migliorare la situazione e al tempo stesso per cercare di ripristinare la viabilità. Intanto appunto le immagini sono in diretta da Sestri Levante, in questo momento non sta piovendo ma la perturbazione è in ascesa e quindi gli scrosci temporaleschi potranno verificarsi nel corso della giornata e anche nel corso del sino al primo pomeriggio di domani. La situazione dovrebbe andare via via migliorando. Nel primo pomeriggio di domani ne abbiamo avuto conferma anche dal portavoce dell'ARPAL della Regione Liguria, Federico Grasso, che ha appunto detto che nella giornata di domani dovrebbe via via migliorare la situazione meteorologica, ma da mercoledì potrebbe esserci una nuova perturbazione. Rimangono in atto quindi tutti quei provvedimenti per l'allerta rosso che erano già stati assunti nella giornata di oggi, proprio in considerazione dell'innalzamento del livello di allerta da parte dell'ARPAL della Regione Liguria. Quindi ricordiamo che a Carasco rimarranno chiusi
l'ipermercato Coop Ileudo e il punto vendita Gross Market di via Conturli, un provvedimento assunto con l'allerta rosso. Per quanto riguarda le misure adottate dall'ASL 4 Chiavarese, sono sospese tutte le attività aperte al pubblico del Dipartimento di Prevenzione e Consultorio di Corso Dante, e poi sospese le attività del polo didattico dell'ASL 4 al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Tra l'altro Cogorno appunto già ieri aveva emesso l'ordinanza di sospensione di tutte le attività didattiche, tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Cogorno. Sono sospese anche le attività di assistenza domiciliare e cure palliative, sono posticipati gli interventi deferibili e le eventuali procedure non procrastinabili saranno concordate. Ritorniamo ora nello Spezzino, perché il nubifragio più significativo si è abbattuto questa mattina proprio nell'area dello Spezzino. Abbiamo sentito prima il sindaco di Monterosso, ora ci spostiamo a Levanto dove abbiamo in collegamento telefonico il sindaco Ilario Agata. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Levanto è stato uno dei comuni dove si sono registrati forti scrosci temporaleschi nella mattinata. Avete avuto situazioni di criticità? No, sicuramente stiamo vivendo una situazione di criticità perché l'allerta rossa non è ancora diciamo, è stato prorogato sino alle 15 di domani, e quindi diciamo che un'altra bomba d'acqua come nelle prime ore del mattino, dopo le 8, sarebbe difficile da reggere. Ad ora, a questo momento non piove e diciamo abbiamo retto, c'è qualche frana, c'è qualche fenomeno di allagamento qua e là, però non c'è un fenomeno di allagamento generale e di danni importanti. Ecco, il problema è proprio vedere nelle prossime 12-24 ore cosa accadrà. Siamo piuttosto preoccupati, abbiamo attivato tutte le procedure possibili, immaginabili, anche sul documento di protezione civile che abbiamo prontamente allestito 2 anni fa, e ora dobbiamo solo sperare che nelle prossime ore sia un po' più clemente il tempo nella nostra zona. Che raccomandazione, sindaco, che possiamo fare agli abitanti di Levanto, a parte naturalmente la normale prudenza, ma zone in cui è preferibile non spostarsi o non mettersi in viaggio? Abbiamo sicuramente già avvisato tutta la popolazione per quel che riguarda il centro storico e dove è più possibile un fenomeno di esondazione, di stare quindi lontani da quei punti. Abbiamo fatto un'ordinanza che ha chiuso tutti i locali a piano terra e ora sicuramente ci saranno un po' di ore di disagio, ma chiedo di avere pazienza, di prestare cura a tutto quello che viene indicato dalla Protezione Civile e dall'amministrazione. Grazie per questo aggiornamento e buon lavoro. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Levanto Ilario Agata per questo aggiornamento, mentre continuiamo a vedere delle immagini in diretta che ci mostrano il moto ondoso che è in aumento secondo quanto previsto appunto dai previsori per questa mareggiata attesa nel corso della giornata di quest'oggi, una mareggiata che potrebbe andare in qualche modo ulteriormente ad acuire la situazione di difficoltà venutasi a creare con questa ondata di precipitazioni che stanno interessando il nostro territorio. Intanto dal mare ci trasferiamo in Valle Sturla, abbiamo sentito prima Borzanasca, ora sentiamo il sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Sindaco, ieri abbiamo visto che c'è già stato ieri un monitoraggio del territorio, c'è stato un piccolo allagamento sulla provinciale risolto poi nel corso del pomeriggio, oggi invece la situazione com'è? Ma per il momento no. Non abbiamo avuto ancora grossi problemi, c'è solo stato qualche piccola occlusione di qualche tombinatura che è stato prontamente risolto sia dall'operaio del comune che dall'intervento anche
della Croce Bianca Rapallese con la squadra di protezione civile. Il problema è che se persistono queste piogge sicuramente andremo incontro a uno scenario molto più critico, perché il terreno ormai è abbastanza saturo, per cui potranno iniziare anche smottamenti e frane. Ecco, sì, il problema è quello del terreno saturo e appunto della possibilità di smottamenti e di situazioni che si possono venire a creare. Ci sono delle zone che sono particolarmente monitorate? Ma noi in questa fase monitoriamo soprattutto il fondo valle, Costa del Canale, dove sono stati nel 2014 lo Stura aveva esondato, per cui stiamo controllando soprattutto quella zona lì. E poi durante la mattinata ci sono stati vari passaggi sia dell'ufficio tecnico della polizia locale, che anche lei è intervenuta a Borgonovo per stappare alcune tombinature sulle strade collinari, a partire da Correrallo, Vignolo Alto, Casezzata, la Val Carnella, e abbiamo anche allertato già le ditte che in caso di emergenza sono pronte a intervenire con mezzi e uomini, e auspichiamo che anche la provvidenza ci dia una mano di superare questo momento critico. E voglio dire solo, aggiungere una cosa, che domani la scuola è chiusa perché è stato prolungato l'allerta, per cui domani scuole chiuse, è sospeso anche il ricevimento normale degli uffici comunali per quanto riguarda l'ufficio tecnico che riceveva il pubblico per le pratiche di edilizia privata, per cui questo è sospeso, e invito i cittadini a spostarsi il meno possibile se non proprio in caso di bisogno. Grazie Sindaco Danilo Repetto, buon lavoro. Anche a voi, grazie dell'aiuto che ci date con i vostri servizi per trasmettere notizie. Grazie e buona giornata. Grazie, speriamo di poter dare buone notizie nel corso di questa diretta. Intanto torniamo sul mare, perché vedevo prima le immagini che ci mostrano in diretta, le immagini di Cristian Vogni e di Maurizio Garreffa, che da questa mattina stanno svolgendo anche loro un monitoraggio del territorio in esterno. Vediamo le immagini del mare che sta lentamente crescendo in questo scorcio di territorio. Vediamo se riusciamo a collegarci con Maurizio, così ci illustra. Intanto Maurizio, dove vi trovate in questo momento? Sì, allora ci troviamo nella zona dello Scoglio a Lavagna, poco prima delle gallerie di Sant'Anna, dove potete vedere l'intensità della mareggiata, l'onda del mare che sta crescendo, sospinta da un vento che a sua volta si sta alzando. Da qui si vede bene la forza del mare, che appunto va a lambire tutta la costa nella zona qui di Cavi di Lavagna e Lavagna. Ora tra l'altro non si vede più nulla al di là dell'area di Chiavari, della collina delle Grazie. Io ricordo quali sono le preoccupazioni della Guardia Costiera, che sono emerse proprio durante l'incontro del Comitato Operativo Intercomunale a Sestri Levante, ossia l'arrivo di una mareggiata forte dal primo pomeriggio e soprattutto verso le 16, e poi in intensificazione dalle 20 della sera, che dovrebbe colpire soprattutto la zona di Spezia e lambire il nostro territorio, ma naturalmente lo sappiamo, è tutto in fase di evoluzione. Le immagini parlano chiaro, ci sono stati abbiamo sentito poco fa il COC di Lavagna, degli allagamenti nella zona di Via dei Devoto, Corso Genova, Via Cesare Battisti, quindi la zona più vicina al mare e ai cantieri navali. In particolar modo la Protezione Civile sta intervenendo per l'allagamento di un fondo di un supermercato che si trova nella zona proprio di Via Cesare Battisti. E quindi c'è questa problematica legata agli allagamenti, ci sono stati anche piccoli problemi alla viabilità, tombini appunto che non hanno potuto ricevere bene l'acqua, ma attualmente questa situazione pare si sia risolta, proprio perché anche su Lavagna in questo momento c'è un momento di tregua, come prima avete visto anche su Sestri Levante. Quindi questa è la zona del Cigno, la zona dello Scoglio di Lavagna, l'intensità del mare è quella che vedete. Noi ora proviamo a rientrare verso Lavagna e verso Chiavari. A te la linea, Cristina.
Grazie a Maurizio Garreffa e a Cristian Vogni per queste immagini in diretta. Intanto continuano ad arrivare anche video di allagamenti avvenuti appunto durante il nubifragio di questa mattina. Stiamo vedendo alcune immagini che si riferiscono al centro storico di Chiavari, le rivediamo insieme, ecco, in questo video. E questa situazione adesso in questo momento non sta piovendo su Chiavari, ma come abbiamo detto sono temporali che scendono a intermittenza. Questo da un lato è vantaggioso, come abbiamo ascoltato anche dai sindaci, perché permette, per quanto riguarda le zone montane, di riassorbire la quantità delle acque sino ad arrivare appunto al normale deflusso. Intanto vediamo anche le immagini della conferenza stampa che c'è stata questa mattina alla Protezione Civile di Genova, proprio per fare il punto della situazione. Su Genova, come abbiamo avuto modo di dire insieme all'assessore Giacomo Giampedrone, fortunatamente non ci sono stati scrosci potentissimi, è piovuto, però diciamo così che lo scorrimento dei corsi d'acqua non ha registrato particolari criticità, e questo anche per la zona che è stata interessata dal crollo del ponte Morandi, dove permangono dei detriti sul greto del fiume. La situazione al momento è sotto controllo. Domani allerta rossa, quindi sino alle ore 15, confermata anche dal bollettino ARPAL della Regione Liguria, pertanto scattano tutti i provvedimenti necessari per questa situazione di massimo allertamento. Ricordiamo quindi scuole chiuse, scuole di ogni ordine e grado chiuse su tutto il territorio interessato dall'allerta meteo rosso, e pertanto quindi tutto il territorio del Levante, tutti i comuni del territorio del Tigullio. È un provvedimento che scatta d'obbligo, così come la chiusura di tutti i luoghi pubblici, la sospensione delle manifestazioni che si svolgono all'aperto, e anche alcuni singoli provvedimenti che vengono adottati dai comuni laddove ci siano situazioni di particolare criticità relativamente alla viabilità o a determinate zone del territorio. Invitiamo pertanto gli ascoltatori di continuare ad aggiornarsi anche attraverso i siti internet dei singoli comuni e anche attraverso i messaggi che vengono diramati da alcune amministrazioni comunali proprio come strumento di prevenzione per situazioni di pericolo. Scatta anche il provvedimento di abbandonare alcuni locali che sono posti al di sotto dei sotterranei, nelle zone appunto che si trovano più in basso rispetto degli stabili, in maniera tale da evitare situazioni di pericolo. Abbiamo ora in collegamento il sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi tutti. Com'è la situazione intanto su Leivi? In questo momento non sta piovendo, però siamo proprio freschi da una vera e propria bomba d'acqua che si è riversata sul nostro territorio attorno a mezzogiorno. Da mezzogiorno a mezzogiorno e 20, mezzogiorno e 30 c'è stato proprio un vero fiume che soprattutto qui nelle zone del comune, quindi l'SP32 è stata completamente coinvolta, sembrava una valle. E adesso per fortuna ha smesso, però sta caricando tantissimo. Sicuramente avete dato le comunicazioni del prolungamento dell'allerta rossa fino alle 15 di domani. Ecco sindaco, proprio a questo proposito ricordavamo i provvedimenti che scattano in automatico con l'allerta rossa. Ci sono degli abitanti del comune di Leivi che sono tenuti anche ad abbandonare le loro abitazioni in caso di allerta rossa? Dunque, sento molto male, abbia pazienza perché sono fuori sul territorio. Sì, la sentiamo noi. Volevo solo chiederle quali provvedimenti ulteriori rispetto a quelli soliti vengono adottati in caso di allerta rossa a Leivi. Dunque, abbiamo in questo momento tutto il personale della Protezione Civile, Croce Verde Chiavarese, che è sul territorio, sta monitorando tutto quanto. Poi abbiamo già firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole anche domani. E per il resto consigliamo ai cittadini e alla gente di mettersi in movimento solo nei casi di estrema necessità, quindi di stare attenti, di monitorare il territorio, di vedere tutto quello che succede attorno alle case
i pluviali, l'acqua, i tombini, le cunette, cercare di fare un minimo di prevenzione perché è molto importante in modo tale da consentire all'acqua di scorrere regolarmente lungo il percorso corretto. Bene, grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E allora abbiamo fatto una panoramica sulla situazione del territorio entroterra e costa, mentre continuiamo a vedere queste immagini che ci mostrano la strada Aurelia da Sestri Levante sino a Lavagna. Ora apriamo una breve parentesi in questo telegiornale che è stato dedicato al maltempo facendo un passo indietro alla giornata di ieri, quando Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa di chiusura del Sinodo dei Vescovi sui giovani, un momento molto importante nel cammino della Chiesa. Ascoltare, farsi prossimi e testimoniare sono i 3 passi del cammino della fede che sono stati al centro dell'omelia pronunciata dal Papa durante la Messa. Di seguito il Papa ha parlato di frutti che si stanno già vedendo, che stanno fermentando del Sinodo durante la recita dell'Angelus. Sentiamo la sintesi. La fede è un incontro con Gesù, non una teoria. Così il Papa si è espresso durante la celebrazione eucaristica che ha concluso il Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. E proprio a loro Francesco ha detto: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. La forte esortazione del pontefice rivolta ai cristiani è a non portare le proprie idee, né a voler essere maestri di tutti o esperti del sacro, ma testimoni dell'amore di Dio che salva. La fede passa per la vita. Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di diventare moralismo e di ridursi al sociale. La fede invece è vita, è vivere l'amore di Dio che ci ha cambiato l'esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti. Siamo chiamati a portare avanti l'opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità. Dopo la messa celebrata in San Pietro, Francesco si è affacciato dal balcone del Palazzo Apostolico per la recita dell'Angelus. Lo stile sinodale, ha detto il Papa, è il primo frutto del Sinodo. Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Al termine della preghiera mariana, il Papa ha espresso vicinanza alla città di Pittsburgh negli Stati Uniti d'America ed in particolare alla comunità ebraica colpita da un terribile attentato nella sinagoga. I lavori del Sinodo dei Vescovi sui giovani confluiranno in un documento che sarà presentato. Nel frattempo però i vescovi partecipanti, i padri sinodali che hanno appunto partecipato a questi lavori hanno indirizzato una lettera consegnata proprio fisicamente e materialmente ai giovani che hanno contribuito con le loro idee, con la loro presenza anche ai lavori sinodali. Sentiamo il testo integrale di questa lettera. A voi giovani del mondo ci rivolgiamo noi padri sinodali con una parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane, e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi. Vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti ad impegnarvi con la vostra voglia di vivere perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell'indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento.
Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l'amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l'affetto. Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra, ove il Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti della vita. Siete il presente, siete il futuro più luminoso. Pero lío. Quiero que se salga afuera. Bene, queste erano le parole dei vescovi consegnate ai giovani che hanno partecipato al sinodo dei vescovi sui giovani. Andiamo a concludere questa edizione straordinaria del nostro telegiornale ricordando quindi la notizia principale, quella di un'allerta meteo rosso, di colore rosso protratto sino alle 15 di domani, quindi questa ondata di maltempo che sta lambendo la nostra regione non ci abbandonerà nelle prossime ore e la situazione di allertamento si protrarrà sino al pomeriggio di domani, dove i fenomeni dovrebbero andare via via a decrescere sino ad arrivare ad una situazione di normalità, ma per la giornata di mercoledì al momento non ci sono ancora indicazioni precise, anche se probabilmente permarrà questa situazione di tempo perturbato. Andremo a dettagliare meglio la situazione nel corso dei prossimi giorni. Sul territorio del Levante non si sono registrate, del Tigullio, non si sono registrate particolari criticità, se non abbondanti scrosci d'acqua che hanno provocato anche degli allagamenti, ma senza particolari situazioni di pericolo. Le piogge più abbondanti nel corso della mattinata sono scese sullo Spezzino, nelle zone di Levanto, Monterosso, dove si sono superati i 100 mm di pioggia oraria. La situazione anche in queste zone, però, come hanno testimoniato anche i sindaci che abbiamo ascoltato nel corso del telegiornale, non è di particolare criticità. Naturalmente questo protrarsi dell'allerta di colore rosso sta allarmando e mettendo facendo stare in pensiero tutti gli amministratori locali, ma anche tutte le forze dell'ordine che proseguono nella loro attività di monitoraggio del territorio attraverso i COC e attraverso le varie forze che sono presenti proprio per portare aiuto e cercare di arginare eventuali effetti negativi di questa ondata di maltempo. Torneremo ad aggiornarci nel corso della nostra giornata, del nostro pomeriggio, della nostra serata. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.